Come sapete, con l'agricoltura coltiviamo specie vegetali e alleviamo animali per ricavare un reddito. Dagli ultimi dati disponibili del 2017, l'agricoltura veneta genera un valore di 5,9 miliardi di euro, dove trovano occupazione 67.308 imprese agroalimentari, e quindi si può sicuramente dire che il Veneto è per eccellenza una delle principali regioni che contribuisce al nostro Made in Italy. Con la ADI Agricoltura vogliamo sviluppare tematiche e attività che possano essere di aiuto ai bambini a sentirsi protagonisti di una relazione forte, di un legame stretto con il mondo rurale, e a scoprire che la natura e la campagna sono loro amiche. Quindi con i vostri alunni potrete andare a sviluppare e affrontare argomenti nel dettaglio, e io vi illustrerò quali possono essere quelli principali. La stagionalità dei prodotti della nostra tradizione per comprenderne l'importanza. La piramide alimentare, costruendone una personale per poi confrontarla con quella corretta. La tipicità e la qualità attraverso un breve viaggio tra i prodotti tipici del Veneto e a marchio DOP, IGP, Bio, anche attraverso lo sviluppo dei 5 sensi. La lettura delle etichette per mangiare in modo informato. Le specie e le varietà in via di estinzione per conoscere frutta, verdura e animali che stanno scomparendo dalle nostre aziende. Un patrimonio di biodiversità da salvare. L'ecosistema albero come esempio di biodiversità inserito in un ambiente più vasto come il bosco, alla scoperta delle sue funzioni e delle sue parti, fotosintesi, respirazione, traspirazione, radici, fusto, foglie, dei suoi abitanti con le loro specificità e con le relazioni che si instaurano, dei funghi e del sottobosco. La terra e il lavoro dell'orto, creando un laboratorio in cui realizzare un orto tradizionale e un orto pensile dove non ci sono spazi a disposizione, preparare l'orto, osservare gli attrezzi da utilizzare, seminare o trapiantare, curare l'orto e raccogliere i suoi prodotti. I diversi tipi di agricoltura, biologica, convenzionale, integrata e biodinamica, gli elementi essenziali per un'agricoltura sana, quali acqua, aria e suolo salubri e le forme di vita in esso contenute, e le siepi e i boschetti come un percorso ricco per conoscere le principali piante autoctone della nostra regione, giocando con le foglie, i semi e le gemme, scoprendo chi vive nella siepe e capendo l'importanza della biodiversità nell'ecosistema agrario. Un percorso tra le erbe alla scoperta di quelle spontanee, commestibili e aromatiche. Le diverse filiere per comprendere la trasformazione dei prodotti, la filiera del latte, dal latte al formaggio, al burro, allo yogurt, alla panna, la filiera dei cereali, dalla spiga alla farina per fare pane, pasta, polenta, pizza, la filiera del miele alla scoperta delle api, la filiera dell'uva, trasformazione in vino, la filiera dell'olio a partire dalle olive, dal fiore alla marmellata, dall'uovo alle creme, dalla patata allo gnocco. Le uscite in azienda per toccare con mano cosa voglia dire coltivare per produrre prodotti di qualità e scoprire gli animali che popolano la fattoria, ascoltando le storie delle donne e degli uomini che hanno scelto la vita in campagna e recuperando i suoni e i gusti della campagna stessa, il rumore del vento, della pioggia sui campi, i versi degli animali, il silenzio, gli odori e i sapori. Vi ricordo l'importanza di aderire ai programmi europei, frutta e verdura nelle scuole e latte, yogurt e formaggi nelle scuole, iscrivendovi online nei rispettivi siti web www.fruttanellescuole.gov.it e www.lattenellescuole.it per incoraggiare i bambini a consumare questi prodotti e per aiutarli a conquistare abitudini alimentari sane e consapevoli. Auguro a tutti voi un buon lavoro.